Salute a tutte e a tutti, dunque ringraziarvi di seguire, dunque di un incontro che organizziamo in quadro di un lavoro a tempo di ricerca e di formazione, dunque in un quadro di un lavoro di ricerca per l'UMR Lisa in un progetto B3C portato da Genio Gherardi che avrà per scopo di pubblicare di tornare a pubblicare un'edizione critica di Rigiro. In un quadro di questo lavoro organizziamo un po' di incontri con i autori, con i fondatori e principiamo oggi dunque con Renato Cotti che ci fa il piacere di essere presente qui con gli studenti di terza annata di studi corsi dell'Università di Corsica. Allora, prima questione geremo per Renato Cotti, che ha partecipato a questa fondazione di Rigiro. Dunque, fondazione di noi di un riacquisto di un altro discorso di corsi non Corsica, e mica in Rigiro, ma in bisogno di Ravaeda, di la via bussuda di che ci abbiamo da ridroa soli in un deserto. La via bussuda di un po' su sta bassa. Così saprà il sogno di Raffaella, vi voglio domandare se nei primi tempi di un riacquisto era dei soli in un deserto. Allora, primamente voglio ringraziare a Sebastian Quenot che è venuto in nome scambio a porgermi l'invito per stamani e mi faccio piacere di scontrarvi e di conoscervi, benché ci fosse si mascheri che impedisce una vera comunicazione. Allora, il sogno di Raffaella qui è una di prime opere scritta di radio con logo teatrale e che rappresenta è vera una voce, come dice Vangelo, a voce che chiamano deserto. Ed è vera, non deserto. Erami, dice radio, no tempo che non c'era più rivista di lingua corsa. O Montesi è morto nell'anno 72 e risentiamo il bisogno di che sa parola che si era continuata durante parecchi decenni, che sa parola si mantenesse, che da si regolasse e che da si trasmettesse. E per trasmetterla c'era bisogno di avere strumenti precisi come riviste, che non c'era mica come oggi, tutte queste tecniche moderne. C'era un po' a radio, ma c'erano difficoltà a fare emissioni di radio, c'erano i giornali, ma i giornali oggi ce n'erano due quotidiani tanto, ma non ne parliamo. E non è mica, dice radio, la situazione è migliorata oggi. Dunque ci voleva fare opere. E per fare l'opera, come dicevano nell'antico, chiamiamo a fare l'opera o a fare l'operata. Venerdì mettiamoci insieme. E mettiamoci insieme qui di che anni, dice radio, che li ferma qualcosa o che risentono qualcosa che faccia di tanta sa volontà, mica di mantenimento. L'epica del mantenimento è compia con un Montese. Un Montese ha marcato a vini di un mantenimento che è principiato da dopo la guerra di 40, che un Montese ha cominciato a esce negli anni 50-55, che da ne fondato un associo che ha avuto la sua premura maggiore, che era lingua corsa. E lingua corsa diceva due cose, e dico un corso perché era scritta, la sua parola era scritta in francese. Chiamiamo lingua corsa a somma di parlati dell'isola di Corsica. Venerdì non c'era mica spiccatura tra una lingua soprana, una lingua mizzana e una lingua sottana. La lingua corsa era una. E secondamente
si rimandaia a riapertura dell'Università di Gorzi. Dico beh, a riapertura dell'Università di Gorzi. Dunque era, diciamo, un fatto storico che ci situaiamo in un tempo di questa università che era stata in tempo di Paoli e poi a cultura ci situaiamo infatti in una strada nuova che era guida di una parlata unica. La parlata Gorza era una, l'isola di Corsica era una, la sua cultura era una e la sua lingua era una. E dunque l'affare di un riacquisto sicuro ci sarebbe una ricorda di scorrere di Ananta Staffari qui, ma era primamente un fatto di ritrovare i valori, i principi che erano i guidi di un popolo gorzo. Ecco di noi una maniera di parlare che era una maniera nuova, popolo gorzo, nazione gorza. Non erano mica parole infiuccate, erano parole che parivano stazionate tanto, parole nuove. E un riacquisto sa fare qui è di ritrovare, di riguardare, di rinvenere, di rammentare, di ricordare ciò che è stato, che non è mica campata sa abbastanza e che deve voltare ai suoi canali. Sapete, si dice sempre, dopo 100 anni l'acqua volta ai suoi canali. E beh, qui, con il riacquisto, diciamo, voltiamo ai nostri canali. E i nostri canali è ciò che vi ho detto prima di lingua gorza. E tutti questi che hanno arrivato a lingua gorza oggi non ci sono più. E c'era in particolare un grande intellettuale, forse uno dei più grandi del XX secolo, per la Corsica, è Ferrando Ettore, che era di Santa Lucia di Portivecchio. Ferrando Ettore, che dopo Paolo Arrighi e Necchisi ha diretto il centro di studi di Gorzi, ma disgraziosamente Ferrando Ettore non è mai diventato presidente della prima università di Gorzi. Dunque era di già questa era un fiasco, perché in Ettore c'erano i valori di Corsica. Quello che è stato nominato dallo Stato presidente dell'università non c'erano mica questi valori di Corsica. Dunque per noi l'università non poteva mica andare bene. E un riacquisto era di noi di va un staccio, venerdì, di mettere no staccio, sapete, di scuzzolare e di va bene e di lagare ciò che era il più buono. E allora si dice di qualcosa che di Ciaraglio o meglio si dice passato ai 7 stacci. L'avrete intesa questa abboccata. Se voi non capite mica qualcosa di ciò che dico, ditela perché mi pare che parlo una lingua che è un poco mica dell'antichità di Troia, ma infine che di già un poco anzianetta. Ecco ciò che volevo dire così di prima entrata, forse mi ponerete altre questioni da precisare. Volevo arrivare in una parola, dunque un riacquisto. Se di voi che avete trovato questa parola, dunque di dove la viene, come l'avete trovata, e se è stata accettata da tutti al principio, se c'erano qualche che erano contro questa parola e volevano trovare un'altra parola. Allora, questa parola, ne parlavamo prima con Ludovic, infatti viene da rigiro. Avevo il rigiro e sapeva fare la sua vita, fare i suoi affari,
regolato vita, dice radio. Si dice tauso riiro, un riiro di Gaza. È una parola, dice radio, della vita più semplice, che si può adoperare. E allora questa parola, dice radio, mi è venuta impressa veramente quando noi siamo andati per la prima volta a vedere il Palazzo Nazionale. Vedete, il Palazzo Nazionale. E che da una parte i porti, sapete ciò che c'era il par di terra del Palazzo Nazionale? C'erano i porchi con i trui. E al primo piano, sapete ciò che c'era? La sala di governo, la sala dove Paolo assistia all'esame di studenti, la sala dove c'era la Costituzione di Agurzica. Ma com'è che non eravamo giunti a si punti di va di un Palazzo Nazionale, un Porcili e una stadda. Se non andavamo mica a ritrovare in un fondo di uno su essa comune ciò che ha fatto che i gorzi del Nanzi hanno costruito questa nazione, perché a Corsica è una nazione, l'hanno fatta. Noi siamo l'eredi. Siamo l'eredi, non so quale eredo di Safari, non io mica inventato. La parola riacquista è venuta così, cioè lì a recuperare, a ritrovare un nostro comune. Sapete che la nozione di comune è più antica. È una parola che è stata alzata da San Bocuccio d'Alando. È un nemico, una parola vecchia che sente un fiocco. Oggi, in civilizzazioni dette moderne, si rivolta a questa nozione, che è una nozione maestra di comune, come non l'avevamo su comune nella nostra nazione, non l'avevamo no comune in sa Costituzione. Paoli di Noiedo era l'erede di sa nazione di un comune, di sa nazione di libertà, di sa nazione di democrazia e o fondo di sa nazione moderna. Taglio l'amici che qualche anno fa, 6 o 7 anni fa, sono andati negli Stati Uniti. Sono stati ricevuti al congresso e il conservatore del congresso l'ha ricevuti proprio bene, facendoli vedere tutti gli iscritti che gli Stati Uniti, quando si sono costituiti, avevano tenuto di Paoli. E il conservatore ha detto che la sua Costituzione veniva dalla Costituzione della Corsica. E sicuro una sentarete mica di in Francia, da un conservatore qualunque. Ma è la prima Costituzione scritta. Oh, a prima, quando è stata copiata nant'animo. Una vera Costituzione che spiccava i 3 poteri, il legislativo,
l'esecutivo e il giudiziario. Figlioletti oggi in Francia. C'è una Costituzione simile? No, perché c'è i due poteri, legislativo e esecutivo, ma non c'è mica potere giudiziario. C'è un'autorità giudiziaria che dipende dall'esecutivo. Dunque, a Francia, in quanto democrazia e repubblica, aveva tante lezioni a pigliare di questa vecchia nazione corsa. Non è mica così vecchia. Spero che uso ceppo darà oggi che è oggi gli emmi noi. E io volevo domandare chi era per voi la bene di lingua corsa 50 anni fa. Allora, a domanda è una domanda di premura sicura e c'è stata una legge in 51 e per questo che c'è stato dopo la creazione di lingua corsa du Montesi, si chiamava la legge Dexon. E in questa legge c'erano i lingue di Francia che era previsto per di qualche ore così, ogni tanto in scuole secondarie di insegnamento di a lingua corrispondente a un regione. Ma la lingua corsa non era mica mentoato. Allora sapete perché la lingua corsa non era mica mentoata? Quando la lingua alsaziana era mentoata. La lingua alsaziana è tedesco. C'era anche tanto un ispettore generale d'Alemano che si occupava dell'alsaziano, venne a dire d'uso proprio rogliano. E il governo ha avuto un fronte di recusare o guido qualcos'eda, una candela non detale, a Corsica dicendo le corse est une langue allogène. Sapete ciò che vuol dire allogène? Vuol dire étrangère. Poveri buvoli. Ma étrangère a quale? Étrangère al suo proprio popolo. Assicura di parigini, le narche, tutto il resto era stranieri. Tutto ciò che ne mi chiedo è stranieri. No, a lingua corsa era la lingua dei corsi. E c'è vulsuto proprio a noi altri a far capire ai corsi che la lingua corsa era a soia la lingua, che ci voleva difenderla, che ci voleva lottare a battersi pareda, perché è stata una vera lotta per riuscire a far entrare per poco che si poteva avere a lingua corsa nella legge Dexon, ed è stato un cortinese che oggi disgraziosamente il suo nome è smenticato, e Giambattista Stromboni, e Edo che si è mosso come un diavolo a assaltare i ministeri per riuscire, con l'aiuto di guidi che erano a fianco, Ettore, Pasquale Marchetti e tant'altri, a fare che la lingua corsa avesse salicatura su poco. Dunque, vedete, 51, dopo 57, un Montesi che ha avuto questa rivendicazione della lingua corsa, cu l'associo, lingua corsa, dando la definizione ciò che dirà la lingua corsa, che per me
è sempre oggi la definizione della lingua corsa. Ma ci vuole abbattersi contro le cose che dicevano, ma no, ma in Bastia non capisci mica tal parola che tu dici un sartineso, ma no, ma in Corte si dice così, in Aleria si dice così, per tale tal parola. Ma abbiamo detto, ma all'incontrario, oggi si sente e si vede scritto, diversità va c'è ricchezza. E poi più ci siamo visti perché non sappiamo più nulla, eravamo ignoranti di noi stessi. Chi, franchendo i bocchi di Bonifacio, si parlava Ugossu, e dice nemico Ugorzu, dicevano Ugossu, e era essere una nemica. E so i nostri fratelli, i gadduresi, parlano come de parlata a lingua pumontinca. E meglio anche, se vanno detta a Maddalena, vedete Sisula, che è un po' lontano, appena, là in Carruglio sentite diritti, ma sono in Conca, ma sono zigavesi qui. Se voi mandate di ma siete zigavesi? A dire no, non sono mica zigavesi, sono madalinino. Sono madalinino, ma siamo un denno. Ma sicuro siamo un denno. Siamo un denno, mica solo per via del sangue, perché un nostro sangue è comune. Avevamo lo stesso ADN che i sardi. Volete che noi disprezziamo tanto, che hanno disprezzato tanto. Ma sapete quante di soghi i sardi e i corsi sono giunti in isole? L'antropologia moderna ci impara che gli africani sono giunti qui in Sardegna più di 300.000 anni fa. Pensateci, quando voi vedete gli africani che cercano di fuggire a rondeedi, si barcedi, chiughi, chi umari i signotti. Ma i nostri antichi si sono fatti ignotta di noi da umari quando hanno cercato di unire ancora che in Sardegna. Siamo qui di poi i tempi più antichi, di poi di più che la guerra di Troia. E la lingua. Ma la lingua è antica, è più antica che il francese. Non ne realizziamo mica. Non è che con il tempo che passa che noi principiamo a capisce e a realizzare quale noi siamo. Ed è utile di realizzare quale noi siamo, ma non è che così che noi ci potremo realizzare, ma diventare ciò che noi vogliamo essere, ciò che la tradizione ci permette di essere. La tradizione non è mica solo ciò che è trasmesso o ciò che è tramandato. La tradizione è ciò che noi mettiamo noi dentro. Abbiamo io. Sono andata a vedere ciò che tu dici l'UNESCO oggi, il patrimonio immateriale. Sapete, oggi si parla assai del patrimonio immateriale. E a noi l'affare ci riguarda assai. Chi uno sul patrimonio immateriale, anche di razza, non è mica sparito. E per questo chi ha vale ci vuole tenerlo. E allora utiliamo fendolo nostro, dicendo un suo patrimonio, io, aiuta a poter aggiustare a fare qui. Prima non c'era mica questa tecnica qui, ma se la pradessi con l'occhio
e con la mente degli antichi, sa tecnica ha da diventare mia. Ciò che gli va, gli trasmette a quelli che ne vengono da rete a me, e i miei figlioli, e i miei amici, a tutta la società, sa fare chi è nuovo e chi cresce a tradizione, perché a tradizione c'è che da crescissi, e a crescissi, e si cresce, a crescimo, con ciò che noi li portiamo, con lo studio che voi avete, portete questa tradizione, li portete qualcosa, il fatto di pigliarla con ciò che è stata, ma di nuovo a potenza di ciò che dà da essa. E per questo che l'antichi dicevano sempre, non c'è mai a dare un atto per l'incarnascia, perché se voi la ghetta davanti alla tradizione, che da nasce non c'è nulla. No deserto, qui do deserto non c'era nulla. I soli che c'erano che potevano portare qualcosa erano i persone che andavano e realizzavano che se non erano i micheddi a Dio a fare qualcosa, era un luogo che non c'era nulla, non si diceva nulla. E per questo che un rinnovo, c'è bisogno di un rinnovo. È vero che si faccia suenta, si cantatori di gruppi, ma cantano qui, ma cantano talaffari, che non si sa da dove due, da che continenti, ma non faccia nulla. La tradizione, è più potente che noi, e è da che passa i 7 stacci. Noi, anche se non teniamo i stacci, non sappiamo mica ciò da fermare nei stacci, ma la tradizione è da sa. Vedete, si è creduto durante i secoli e anche poco fa che il cittadino, quando è una scia, aveva un ciarbetto piotto, non c'era nulla. Or figuretti vivi. Oh, che è uno sbaglio. La scienza oggi ci insegna che quando un ascettoio lampa il primo brione, sa di dire praticamente tutto ciò che ci vuole sapere. Viene a dire che noi uniamo con gran parte della tradizione di 30 anni l'acquisto. Si diceva prima questo è nato imparato, o quell'altro non è mica nato imparato. E sì, per una certa parte nascimo imparati. E quando certe volte qualcosa ci rinviene così, o anche non sogno, dico, ma dove avrà raggiunteso questa parola? O, ma dove avrà raggiunteso il suo canto? Ma da dove narrà? Viene dai secoli che sono da retta a noi. Come tu dicevi, il poeta Dioniso Paoli, viene dai vissuti di Piloni, di secoli e di secoli passati. Perché tutto ciò che è stato non muore mai. Tutto ciò che è stato ferma vivo e ne siamo l'eredi. In duvilo di ciò che Bobby idea all'epoca degli anni 70, Romain Gary aveva scritto in dei pseudo Nous sommes tous des engendrés. E lui cercava piuttosto a liberarsi di tutto ciò che gli era trasmesso e che, come poi non ce ne volevamo mica sbarazzare. È stato appena un problema di sua vita. In il primo numero di Rigiro, in Duangono Nero, aveva scritto «Seria mina tradimento quest'idea comune che brucia in petto di ogni corso degno, il popolo corso compone da sempre una nazione. E perciò che il corso che così d'un rondione scantato, montagnolo, paesano biadinco, si sente corso,
vuole vivere in Corsica e parlare in termini corsi, e sto intimo li stesso per tutti quanti. Anche per cui di chi odia non si ne accordino mica, e che malgrado a sterdumo che li vascia a ugerbelo i denti scorsi, sono in brama di legittimo. Cu sta prima dichiarazione a me mi face pensare a quella di Agispra, che dice a Corsica un nemico un dipartimento francese, una nazione vinta che la rinasce. Ci vengo e se ci vuoi dire se ci sono state influenze, perché pur un dirigiro si parla assai, c'è a Boesia Neve di Agomusanto Versini, c'è un lavoro di Domenico Antone Geronimi non Versini, e lì è tra, se c'è una tradizione di noi che si crea tra Rigiro e Agispra. Allora, relazione diretta, siamo quando Agispra diciamo di sfiarata, noi siamo stati tocchi. Sapete ciò che è Agispra? E su Vucili, lì a batta a Petra, perché ci fosse a Gasta che infiaressi e che un colpo sparesse. E questa rivista non c'è stato con un numero, ma sul numero è stato come una cannonata. Poi disgraziosamente dopo ci sono stati i cannonati della guerra dei 14, che ci hanno scompio. Ma quantunque è ferma questa forza potente del pensamento. Il pensamento non smenteghetti mai, con il pensamento ne avevamo bisogno. E questa riflessione che noi avevamo, di noi non a noi, ma di noi con l'altro e non all'altro, su scambio comune, sempre il pensamento. Senza pensamento non si può mica fare qualcosa di... non si può mica andare a buona strada, si traviglia. E erano i poeti, i due colonni maestri di Agispra erano Giacomo Santoversini e Saverio Paoli. Erano i tre mindù socialisti di tradizione Jaurès, che ha marcato, Jaurès ha marcato assai questa tradizione del socialismo anche nei paesi, se Sparta. E c'è stato questo accoppiamento di questa visione di una società socialista, corsa di cultura e di lingua. Vedete? E penso che è qualcosa che ci riguarda ancora, perché il socialismo di Jaurès, vi parlo mica di... Bon, c'era qualcosa, si cercava qualcosa. Bon, è stato tombo in 14, non sappiamo mica il fondo dopo ciò che la fara varia dato. E quantunque c'è stato tutto, c'è stata la guerra dei 14, che è stato qualcosa di... Non misuremo mancogli, cioè che è stata la guerra dei 14 per noi. Di ghiaccio era stata la guida dei 70, cioè sapere che in 70 a 173esimo reggimento è stato ingaggiato in 30, con tutta qua riserva anche, come in 14 di gruppo. E non si sa mica troppo quanto ci neghi sono stati tombi. La guerra di 14 ha citato due cifre in un libretto che ne aveva fatto per due uomini che erano stati fucilati per l'esempio. Stefano Marchetti, che era di Viumurbo, e Gérard Lançon, che era di un Mezzogiorno da Francia, ha vinto il XIX secolo, c'era più di 320.000 abitanti. In anni 20,
1920, la popolazione era valata a 215.000. Era peggio che la peste. Allora, ci sono chi sono morti, ci sono chi sono stati verti, non sono mica voltati e che sono morti dopo. Ci sono che non sono mai voltati, perché sono fermi in continenti, l'hanno fatto sapere che qui non c'era mica travaglio, non c'era mica avvena, dunque non sono mica voltati, su enti si sono maritati con qualche alvernia, con qualche bretona, e sono fermi, non sono mai più voltati. E c'è stato dunque, vedete come qui il popolo si svanisce, con Edo si svanisce la tradizione, si svanisce la lingua, si svanisce la cultura. E sappiamo bene che questa lingua quantunque ha marcato. Me ne vengo che Charles Anton ha scritto un racconto negli anni 72-73, si chiama La stanza di Antonio Giovanni. Antonio Giovanni era un uomo che campava in continente, ma non parlava mai corso, né la moglie né i figlioli. La moglie era pensuta, i figlioli erano i pensuti di noi. E allora ha avuto una valatura, sapete ciò che è la valatura? Non ho mica corsi di medicina. La valatura è oggi ciò che si chiama un AVC. Allora lo tentò e balbuttonava. E poi allora qui d'epoca l'AVC il dottore non sapeva neanche ciò che dire. Così, e pronunciava qualche parole, ma né la moglie né i ziti non capiscevano nulla. Allora hanno fatto un parente e qui ha riuscito, tenendo la masturatoria, di valere di 2 o 3 parole. E così diceva. E ha fatto capire che doveva essere enterrato in Corsica. Perché la moglie e i figlioli avevano intenzione di metterlo, non so mica, al cimetière de Thiers, può darsi. Che faccia 100 ettari, cimetière parisien de Thiers. No, ha detto, ha già stai io e quando tu muori, l'ha già portato in Corsica. Dopo, di una maniera più recente, c'è stato Paolo Susini di Asarra, che era di Asarra di Scoppamena, che io ho conosciuto bene. E si era maritato con una pensuta e i figlioli maschi, 3 maschi, ce n'era uno che capiava una parola di corso. Ma scriveva poesia, ma una poesia, non vi potete mica figurare la bellezza, è a prosa di noi. Allora è un uomo che è stato marcato sicuramente, ho capito quando ho letto uno dei racconti che Dai ha scritto, perché mi hanno domandato di rileggere tutti gli scritti e di presentarli davanti a una pubblicazione che è stata fatta da un socio che è Nasara di Scopamena. E il babbo è partito un giorno in campagna, non è mica voltata a sera, l'hanno cerco. A ieri l'hanno mandato in Solagiolo e hanno teso dopo l'uomo che giungiano e che hanno sposo il babbo morto nella tola. Ha pesato la catarazza e ha visto il babbo sanguinoso nella tola. Penso che è stato qualcosa, un trauma, dicono i dottori oggi. Un trauma. Forse non voleva più sentire la Corsica, ma la lingua c'era dentro. La lingua è più potente che noi. Ha avuto l'AVC. Non voleva più scrivere, ma voleva scrivere. Voleva parlare, allora riuscì, a voglia li pigliai a mani
e li faceva mettere udito, non te i letteri. Ha messo non so quanto e ha scritto tutto. E io gli ho corretto tutto dopo. Tutto un corso. Anche a Saga è riuscita a fare sopra. O se no, oggi non avremmo mica iscritti di Paolo Susini. Allora si faceva sempre chiamare, me ne vengo, Paolo Susini da Asarra. Allora vedete la potenza della lingua. La lingua è a noi sapere, diceva anche un filosofo Jean Toussaint des Antilles, che era un po' un uomo fuori dell'ordinario. L'ho visto una volta a Sorbona, che mi ha invitato a andare, c'era uno studiante corso che presentava un memorio, e mi ha invitato a andare con Edo a fare iuria. No. E pesava questa così, quando noi entriamo in Sorbona, mi faceva vedere, sapete ciò che tutta via qui? Una vista, un revolver. Ha detto la langue, c'est la peau. Parlai un po', bon, la peau. Oh, attenzione, non era mica qualunque, Jean Toussaint des Antilles. Era un filosofo, metti capito, Bon, che era un uomo tutto fatto a mano, quando è entrato con là, i studianti li menavano a spada, li tagliano un soprannome, un mio nemico, ma di Daiani. La peau. E c'è un libro di Frantz Fanon, un psichiatra martinigano che era andato a Riundia alla rivoluzione algeriana, che ha scritto Peau noire, masque blanc. Venerdì siamo neri e c'è una metta una pede bianca innanto e ma scoloriano sapedi. Noi non sapedi non si vede mica, si sente quando noi parliamo, quando noi cantiamo, vediamo, quando noi scriviamo. Allora, ed è parlato qui di Jean Toussaint des Antilles, e non nous diso desti, parla di l'ubiquità simbolica. Si può dire di noi che c'era un'ubiquità simbolica da Ostraberte, che è compato in Parigi, e di noi da Rigiro, che è stata una rivista parigina, come devate attendere a lei tra Gorsica e questo vogo di creazione che era in Parigi. Abbiamo tenuto perché una praticamente un fragmentame che accorsi. Tutto ciò che noi facciamo era avversato a Corsica, ci sono stati tutti gli avvenimenti degli anni 70 di rivendicazione che hanno immobilizzato la gente non sa fare qui, i comitati antirepressioni, infine chi ci pigliava a morire tempo, morire a lavorare, pubblicazioni, e poi rigiro sentiami che eravamo un po' come Dalzetto di noi è campato in Parigi. Dalzetto era un rivoluzionario, era un anarchista. Penso che avete letto Pescianguilla, e un uomo di pensamento alto, Dalzetto. A Prada una lingua che spesso faccia rida, ma c'è un pensamento, una sorrisa è una risa di pensamento, è come qui da di Rabelais.
E le sue pubblicazioni sono state fatte, me ne vengo, c'era una stamparia a Rue de la Fontaine au Roi. Sono passato davanti negli ultimi anni, ma non c'era più nessuno che teneva questa stamparia. Era una stamparia più o meno anarchista, lo vi ho detto un po', una libreria anarchista a Rue de la Fontaine au Roi. Boh, e così. E la cosa c'era che Montese era morto. E un Montese di no, un Montese erano gli enti che erano campati in fora. Un poeta Giovanni, Carlo Giovanni da Bozzi, che era mezzo aziluninco, mezzo argualineso, era farmacista speciale in Marseglia. Bon. Come si chiama, il direttore di un Montese, che era uno dei fondatori dell'Associo Lingua Corsa, Pietro Ciavatti, aveva fatto una carriera in armata, in continente, in coso, in Andoscin non si lo caguia. Dunque c'era qualcosa che era più potente che noi. Come quello che aveva avuto l'AVC, che voleva il suo soffrimento non era mica d'essa come era con l'AVC, se ne impeppava. Il suo pensamento era di voler voltare a Sant'Arrato in terra corsa. Un pure amica, un volia amica, un pure amica concepì di Sant'Arrato un altro. C'è una lei a Vondago a terra. Bon, io chiamo un luogo. Ma il safari qui è un luogo culturale e ci portiamo conosco sul luogo culturale. Un po' come ti facevano i romani, sapete, avevano questi piccoli statuli, un po' gobbi, un po' torti, che erano i dii, o mica, erano i parzoni che ti conoscevano, i dii ilari. Avevamo anche una casata ancora solare. I dii ilari, quando andavano da una casa all'altra, i portavano con Eddi, i mettevano in una sacchetta, i portavano e dopo i mettevano dei viugniani, i cacciani, con Eddi. Erano in Cunetti. Non ha corsi che la conosco. In più si cercava sempre di essere accolti, di mangiare più che si podia roba corsa sicuramente, di creare luoghi di convivenza come OAL c'è stato a comincio la rivendicazione dell'autonomismo e dell'indipendentismo. Dopo c'è stata a casa di un popolo corso di Sili Mulinò, quindi noi ci siamo arrembati ai corsi perché Umerri, André Santini era corso, dunque c'ha a parte i porti. Era sempre questo coso così. Quando abbiamo fondato a Regiro, infatti c'era un altro corso che a Domenica Antonio Geronimo, c'era Luigi Muri, non ha fatto nulla. Parlaia, ma boh, io non fo niente, no, era così. Ma quello che ci ha aiutato più è Nicolao Ambrosini, che pagava a spesa di pubblicazione. Voleva di memoria, che solda non ce n'era mica. A quale l'aveva mi dato mandato? Tante sovvenzioni. Non ce n'era mica. Quando abbiamo cominciato a fare i primi corsi di lingua corsa negli anni 68-69, non avevamo mica sovvenzioni. Era la gente che pagava una cotizazione e erano gente che ci aiutavano, che ci buscavano una sala, ma io che non pagava mica, era qualche sia d'altro che la pagava.
quando ci lui a fa documenti, tanto sapete, i fotocopie, non vi dico un oggi andate a fotocopie ve ne faccio 100 così, ma tanto a fotocopia, se vuoi pure avere una, senza che la macchina mettesse fuoco alla carta, ha tenuto di tanto a coppia che avevo l'altro giorno di un capolario da costiera, cacciato da una macchina così, mi pare che ci ho messo una mattinata per fare cosa. Allora, vedete un poco, eravamo obbligati a fare i coppie da par noi, libra non ce n'era mica. E per questo di noi che ne abbiamo detto, rigiro, ad serve un poco, la gente ha pure legge. Abbiamo da pure essa un vilo di a tramontana, di a Cispra tinta che bon. Non è durata un numero, ma ha fatto assai. E dopo tutti gli scritti che sono stati pubblicati, a Muvra, l'anno scorso, ma qui era cito a parte della frase de strict orthodoxie française. Qu'est-ce que de strict orthodoxie française? On era mica a Cispra, non era mica de strict orthodoxie française. Manco Giorezzo d'altronde. Bon, non voglio mica va pigliare una stretta così, ma si vede ogni volta che tu esci. Allora qui gli di qualcosa quantunque che non è mica pro dell'università, mica dei corti, ma qualcosa che non è mica stato detto dall'Università di Parigi o dall'Accademia, non è mica degno di essere riconosciuto. Rimbaud non è mica riconosciuto, i professori facciano le lezioni a Rimbaud, ma l'ha piatto, perché Rimbaud non è mica persona grata all'università. Bon, Rimbaud è un pip, e sono sicuro avrei avuto piacere di sapere che un pure mica entra all'Università di Parigi. Bon. Ma eravamo lontano ed eravamo vicino. Eravamo lontano ed eravamo vicino. È una cosa che è difficile da spiegare. Ma qui con la mica campata, sicuramente c'era l'attaccanza maggiore al paese, alla gente del paese, e dopo anche di più, forse a conoscere quindi che non era nemica del paese. È stato un pro a fare qui. Bon, come a lavorare con Geronimi, con Ambrosini, che ha scontro la prima volta quando abbiamo celebrato a Monsignor della Voata in Azilono in 73, di luglio 73, e che da dove abbiamo fatto parte del progetto, ha detto, beh, io pagherò tutta l'edizione. Dunque siamo stati sicuri tanto che l'affare savia da va. Ma molte cose sono state fatte in Parigi. La chiamata Castellari, che è uscita a 2072, è stata scritta da Charles Antoni, un francese, tradotta in corso da Pasquale Marchetti, e dopo ha preso in carico, come pare che ne era Misetti, a metà cifra sotto, di Radio Portalla. E il rigiro, a dire la franca, non è mica stata esattamente la rivista che volevo. Volevo una rivista che si spargisse di più. Prima paria un catalogo di pompe funebri,
dunque, pensare che era qualcosa che si aprì alla vena e non devia mica figurare qualcosa del passato. Mica che negare il passato, ha avuto sempre la cosa di tenere contro il passato, ma ci voleva che da sbucchessi qualcosa che la gioventù potesse pigliare in conto. Una rivista giovane, diciamo, giovane di pensamento, giovane d'andatura, giovane di tutto. Ma non si riesce mica sempre ciò che si vuole di prima entrata e strada facendo ci vuole a conciare la somma, come si dice. E ho mantenuto quantunque la mia partecipazione, o ancora non ero a rigiro, e l'ho sostenuto in quanto podio, ma avevo fondo cacciato la fondazione dopo non mi sentivo mica a rigiro. Si sente forse una scelta che la doveva rigire tra un'indiatura politica più palese o la scelta di l'arte bell'arte. Forse è stata questa la scelta da per rigire. Esattamente, io non ero mica l'arte per l'arte. Scrivevo a poesia, ero poeta, a prosa, ma non dai mai a primura per me. Era all'epoca che era un solco politico oramai, era un solco politico che contava. D'altronde sono anni che poi ci sono stati tutti questi che sono imprigionati, morti, certe volte vedo certi visi di giovani che mi vengono davanti, mi faccio qualcosa ogni volta, dico se c'era sempre, o se c'era sempre, perché c'erano i femmini, non c'ho mica credo, non c'erano i maschi, era un sollevo che riguardava tutti, era ciò che si può chiamare un sollevo di popolo. Dunque era questa strada politica, io mi sono impegnato in Popolo Corso perché ero aderente di un fronte regionalista Corso, che era vicino a Manca, ma c'erano che erano i marxisti a Trento, c'erano che erano vicini dopo quando è nato il PSA, il Partito Socialista Autonomo, ed io sono stato membro di questo qui, del PSU. Ho avuto un po' la mia formazione politica generale, in più du FRC o PSU. Ho conosciuto a Roccar, eccetera. C'era una vera formazione che era fatta lì a Leggia, lì a studiare iscritti, non si impara mica così. E si diventa, come diceva Guido, sogo ma divento. E cambio. E mi pare che ci vuole che da ci fosse una scelta di società. L'avremmo avuta ad oggi questa scelta di società. Mi pongo a questa questione, a che sono giunto praticamente all'ultimi gadigli della mia vita, avrà progredito su pensamento, perché senza pensamento politico non si può mica progredire. Ciò che tu ci vuoi su pensamento, anche una contraddizione, Sono mica non è da contraddizione, c'è la contraddizione, così che tu si viaggia. Ma quando avete figliolato bene, da va un passo, da montare un passo, cioè a sapere ciò che voi volete, esattamente. E allora è vero che
sull'Università di Stati, o duraia quasi 3 settimane, non vedevo mica a rimossa che c'era, a qui d'epoca ancora che c'era un caldo che si moria, non c'erano mica i glimmi come dicevo oggi, e che è nata quantunque tamanta mossa politica, pare una cosa, vedete, voltando un po' lo sguardo da retto, si cerca che avremmo fatto bene, eccetera. Allora, ci sono le cose che sono state fatte bene, poi ci sono le cose che era stata meglio a un falli, e poi ci sono le cose che era stata meglio a farle altrimenti. Ma è la vita questa. È la vita. E non ne siamo mica giunti, non è mica un fiasco. Non mica credere che è un fiasco. Quando uno che pensava, è un giapponese che ha detto che la storia era compia, è un imbecillo. Ma la storia non è mai compia. Poi mica sa compia. C'è la gente, come può essere compia? Ci sono le società, poi mica sa compia. Noi siamo una società, anche chiusa, ma siamo una società. Siamo un popolo. Con tutti i di vita, forza e poi, bon, con tutto ciò che ci giunge da fuori. Ma ci siamo sempre. Non è manco persa la strada a vigata antica. Antica ma è nuova. E non c'è mica doppona un nuovo all'antico e l'antico è un nuovo. E è il pensamento che a scelta si face. E tutto ognuno e tutta ognuna ha un dovere di pensamento. Siamo persone, o femmina o maschio, e abbiamo un dovere di pensamento. E a maniera di contribuire alla vena comune. E ripeto comune perché per noi altri è una parola essenziale. Essenziale nel senso dell'essenza di conoscenza, una parola profondamente filosofica e anche metafisica, l'essenza dell'umanità. Non dimentichiamo mai che il pensamento è un pensamento umano. E fin tanto attena sul pensamento, siamo arritti. Uno che tombo, vedete, va ieri, ma che tombo a rito. È più morto vedo che la tombo. Che credo che a tombo. È più morto vedo che a tombo che credo che è stato tombo. Perché a memoria non c'è nemmeno che a può cacciare. E noi da retta noi abbiamo secoli di memoria, secoli di stanto, secoli di pensamento. E spero che mai più Palazzo Nazionale volterà a essa un Purcili e una Stadda. Non avremmo mica fatto cose inutili. Avremmo fatto qualcosa che era propizio. E c'ho sempre a fare qualcosa propizio. Non c'ho mai allagato a dire non c'è nulla da fare, con questo non c'è nulla da fare. No, c'è sempre qualcosa a fare.
non avevamo mica il diritto di negare i nostri e mai di negare quale noi siamo. Ci sono detto, quando ci sono stati certi affari di persone tombe, so tagliava vergogna di Sagorzo. Ma ci sono di noi che hanno detto, e con erano mica a favore, non abbiamo radio mai di mia vita, vergogna di Sagorzo. Siamo e basta. Allora, buongiorno, mi chiamo Lesia e ho una domanda nel vostro budget letterario. La vostra opera letteraria è composta di vari generi di scritture. Side il primo aveva scritto un romanzo in lingua corsa, ma quali sono state all'epoca le vostre influenze letterarie? Beh, le mie influenze letterarie sono diverse. Ho fatto studi universitari di italiano, di spagnolo. Dunque il rumore versato, sono sempre rumore versato verso ciò che è di studi romani, diciamo, con linguistica. Ho fatto filologia romanica ed è sempre stata a me passione, anche a cavalli, molto a legge, come missale, le boursier di filologia romanica. Non sono mica i francesi, i specialisti di romanica, sono i tedeschi. Pare una cosa curiosa. Sono i tedeschi. E ho aggiunto rimane mattina una cosa che mi è dispiaciuta di noi. Ho aggiunto mai qualche sia da collettività di Corsi, che è del servizio del patrimonio, che parlava dei registramenti che sono stati fatti dai tedeschi durante la guerra di 14-18. Siamo stati Jean-Pierre Graziani ed io, Cismonte Pumonti, che siamo andati, mica noi personalmente, che siamo andati a raccogliere, a fare a coppia, all'Archive di Berlino. All'epoca non si poteva mica entrare, che era a RDA. Allora, figurati un po' di difficoltà che ne abbiamo avuto per andare sino a qui di tempi, a farci va a coppia di cose che erano cose che non si potevano mica toccare di mano. Sono bucinetti di cera, vedete, di gattezza, e cera a Nanto. E si legge in conago. E abbiamo fatto d'altronde un disco. E ne abbiamo fatto una riedizione. Allora ci vuole forse che certi che sono a direzione del patrimonio immateriale, che di andassene a Buligà a vedere qual è che ha fatto qualcosa non sa fare qui. E siamo stati aiutati tanto da quel che sia che era a Kirn, da M. Pietri, che era un giornalista che non scrive più, ma scriveva assai, me. Allora, volto a un pensamento letterario, allora, una mi è sempre piaciuta a leggere, a scrivere meno, perché mai pensavo che aveva una cosa di scrivere, e poi di stampetta, ne parlavamo con dentro, allora un affare che poi a stampetta, come facevo, mi mettevo due diti in una cosa, dopo ci a correggere, poi me. E la letteratura spagnola che mi ha puntato a... perché ci sono i grandi scrittori. C'è
un grande filologo, e il più grande filologo del secolo, del XX secolo, Ramon Menendez Pidal, che ha analizzato la scrittura di Cristoforo Colombo e di Santa Teresa d'Avila. Bon, qui si vede che Colombo non è mai stato corso, non è mai venuto un corso, era genovese, era giudeo e partito da Genova in cosa, perché se non poteva mai fare carriera con là, che nelle sue cose pubbliche non impiegavano mica i giudei. E è stata scoperta da un grande filosofo, Miguel de Unamuno. E da Miguel de Unamuno, che era contro il fascismo, ci aveva augurato, tanto. Perché con Franco c'era tante gare di mamma e ha scritto intorno al castizzismo. Castizzo è, non ci può mica essere una traduzione, sapete che per la traduzione non c'è mai da una lingua a un'altra una parola che traduce esattamente, pure essa autentica, non ho mai trovato una parola che corrispondia. Anche quando avevo a fare all'università di traduzione, che mi danno a fare qui, era sempre qualcosa in giro, ma infatti in giro ha ciò che è sputico castigliano. Mica spagnolo, perché la nozione di spagnolo non esisteva mica tanto. E così la conoscia ai suoi tempi, ma quando tu parlai di XV secolo, XIV secolo, era la Castiglia Vieja e la Castiglia Nueva. E allora dunque io ho detto, allora sono entrato in Trento, sul libro. Ho detto, ma sono una macchia corsa qui. Ho detto, ma l'ha scritto per me sul libro. Non ho manco cerco de Gibert, che aveva Gibert ora Nazarra, i libri a vora. Non ho manco cerco una traduzione in francese. Era lì Gittoio, perché ha una scrittura linda, filosofo sicuramente, ma in più una scrittura letteraria quantunque, perché ha scritto molti libri. E ha detto, te se cercassi un po' di vedere come tu scrivi, insomma, di analizzare, dice radio, di fare specie un lavoro filologico, sapete ciò che è filologia un po', di fare un lavoro filologico, di paragonare, e un po' che così gli ho detto, te, a vedere se posso scrivere di noi qualcosa. Un aiunimo da impararmi. Lì un montese, tutte queste cose qui, ma non trovai mica. C'erano le cose di grammatica, del procuratore Natale che scrivia a lingua dell'Alta Rocca, c'era zio Tomeone che era un cognomo di Anton Francesco Filippini. In più avevo poca. Non so mica se voi avete inteso parlare di Anton Francesco Filippini, un poeta di San Nicolao di Moriani che era fascista. È andato a accompagnare a Mussolini a Salò con un altro scrittore e poeta corso, Marco Angeli, che era medico. Allora io sono abbastanza saliente qui, poca somiglia, manca appena con Edi. Dunque, ho detto meglio che figliolesse a questo qui, o a Lorca sicuramente, Machado, tutti questi, tutta questa poesia qui. O allora,
era di all'epoca che diceva Mori Pasolini, e di Pasolini, per me Pasolini è un santo, Pasolini, una scrittura, è tutto Pasolini, cioè lei a Pasolini. Pasolini è un politico, un vero politico, mica un uomo politico, non è mica Andreotti né Mario Draghi, ma qui si trova tutto, si trova ciò che noi siamo, ci dice ciò che noi siamo, perché la prima poesia che ha scritto Pasolini sono la sua lingua materna. La sua lingua materna non è mica italiano, è variolano. Poesie magnifiche. Noi li leggiamo quasi come se erano scritti in corso. In più di questo, quando mi domandano qual è il primo scritto corso, sapete qual è per me il primo scritto di lingua corsa? È un canto di San Francesco. Se voi l'avete anche a leggere, leggetelo. Una vera meraviglia. No, pare che tu sia scritto da noi a Vale. Allora, siamo fortunati al mondo. E così che mi sono messo a scrivere, figliolendo dell'uno, a un verso a quell'altro. Mi interessai di noi, scritti della letteratura francese, si poeti come Rutebeuf, come Villon, fini tutti questi. Avevo un'affezione particolare per Balzac. I suoi racconti mi piacevano, per Maupassant, per Flaubert, ma o più sono stati i toscani, dice la radio, i toscani, i siciliani di noi, perché la lingua siciliana è antica, e la lingua toscana. La lingua italiana, sapete, la formazione più recente dell'unità a metà del XIX secolo, ma la lingua toscana, al fondo, è un po' ciò che è come in un teatro, tutto ciò che è da retto, non si vede mica. Ma senza ciò che è da retto non si può mica fare un teatro. Il background, come dice, vedete, per dire una parola inglese. Ciò che è da tutto su da retto è la nostra cultura, è un latino ben inteso. Abbiamo una lingua corsa, parole che erano di arcaici in tempo di Cicerone. Come sono giunti nei paesi? Non vi dico mica di qualche intellettuale che dicevusi, ma nei paesi. Vedete quando noi diciamo buon anno, meglio quest'anno che anno? Anno. Questa semplice parola significa che l'anno passato, che l'anno scorso. Ebbene, questa forma qui è di già arcaica in Dio scrittore Cicerone, per dinanzi a Cristo. Ma allora, un momento dato dicono, ma la vostra lingua è arcaica. Oh, ben j'adore les archaïsmes. Sono arcaico io. Ma se non ero mica arcaico, non sarei mica. Sono l'arcaismi che ci permettono, per dare un verbo che è importante per me, sono l'arcaismi che ci permettono di resistere. Allora, ho una seconda domanda. Allora, sappiamo che la rivista Rigiro è stata criticata al principio per indetto il livello di scrittura
e segridi che sono state arnesi per poi assistare e forse anche sviluppare la rivista. Beh, tutti i critici sono sempre più attogli, perché bon, i lettori hanno a dire ciò che fanno la rivista a Sapissini, e penso che ieri, strada facendo, la rivista ha tenuto conto di modificazioni che erano aspettate di questa radio, forse anche di più quando la rivista è giunta in Corsica, tanto era di radio mica che dava compio alla sua strada, ma che era giunta a Usologo, e li toccai a giungere a Usologo. Questo era un affare che andava con isopeda, ma andava meglio pigliando un batteto la via. Salute, mi chiamo Claudia e ho una domanda al nostro progetto linguistico. Dunque, concernendo i neologismi, come puoi spiegare parole coscienza e coscienza dura? Ringraziati per questa domanda. Qui dice radio che un momento dato c'erano gli scrittori di altra generazione che erano innanzi a noi, bedi innanzi a noi, che non intendevano mica che dicevano neologismi. Una lingua che non faccia mica i neologismi è una lingua che è secca. Oh. Come una lingua che non è mica capace di pigliare una parola in un'altra lingua e questa parola di va alla gioia. Tutti i lingue così, di neologismi e di impresti. Il francese dice le garage, ma l'americano dice garage. Enfin, non so la pronuncia, ma la stessa cosa. Dopo avete le parole che sono partite da un paese che sono andate in un altro e sono voltate. Avete la parola in francese tunnel, che tu passi un treno a vettura. Quando danno comincio l'inglese a fare i varrati, hanno trasformato la parola, una pronuncia, la parola è diventata tonnel. E la parola è voltata in Francia, sotto la forma, la tonnelle, du chef de gare avant le tunnel. Vedete, dice Seso Viola. I parole viaggiano. Primo Levi, scrittore magnifico, ma che conosco benissimo di noi. Primo Levi diceva che i parole ci facciano viaggiare no tempo e no spazio. Una magnifica sa dicitura. E dicitura è ora, è a maniera di. Essa è piuttosto la formazione di un sostantivo. È come E2S in inglese o come in latino, ma dunque ora è piuttosto a maniera di, a pensatura. Allora c'è un pensamento che è qualcosa di globale e la pensatura che forse qualche sia a maniera di pensare propria di una persona. Ma se vi pensate bene che sono stato criticato buon parecchie volte da aver fatto certi neologismi. A ringraziarvi. E quando parlate di filastroghe come epifania ad una traparladura in India a Dio, che significa? Chi? Ripetite. Filastroghe come epifania ad una traparladura in India a Dio. Beh, a Vilastrocca è nella stessa a Vilastrocca è filastarrocca. Quando qui da che filaia si intruciai labbra di saliva, pigliaia, intuppaia un pezzo di lana, una rocca, filastarrocca. La filastrocca suente erano i vecchi, che insegnavano i cittadini, mastucandolo un pezzo di pane in bocca
li mettiano un pane imbastogato in bocca, e l'hanno fatto anche a me, anche le mica. E qui, se ti dici, li imbastogano il pane, o di avevano paura che il pane duro non si scansesse. Il francese diceria fausse route. Noi avevamo un verbo. Erano più le persone di una certa età, quindi si diceva o zio, o qui o qua, per persone che avevano 50 o 60 anni. Ed erano giustamente quando vi la che non erano scritti in dogo, non era a memoria chi trasportava, e se tu non era mica a memoria chi trasportava, si parole, si incatenamento di parole si andavano. Allora c'è da un vogo, avete accoglieso anche, e c'è di mettere le mani nanta i vinocchi, una mano nanta l'altra, qualche sia d'altro metteva a mani, e c'era una vilastroca che si ripetia 10, 100, 1000 volte. E sa fare qui che allora a Pivagna, a parola conosciamo, a Pasqua a Pivagna o a Pivagna, è manifestazione, è manifestazione di Dio, di Signore, di Gesù Cristo, che sta usando, e chi è indicativa per chi è indea a parlare, a fabbricare altre parole. India, d'altronde l'indiatura, sono parole che avevo proposto all'epoca e che sono stati ritenuti. Dopo indiatura vuol sottodire l'idea, il progetto con naso, indiatura, eccetera. Dopo la parola si è allargata, ma la parola, quando c'è un neologismo, o un momento non sapete mica che voi avete. O proponete, o scrivete, o udite. Riacquisto, l'ho detto così, ma non è mica fatto caso, se sa fare qui, a questa parola qui. Dopo so qui che l'hanno intesa, che l'hanno ripresa, che l'hanno adoperata. Un neologismo è di tutti dopo, basta adoperarlo. Tutti i lingui sono così, non facciamo mica eccezione, tutti i lingui crescono e moltiplicano così. Allora è vero che abbiamo una lingua che dà una ricchezza, ma io studio il corso, prima l'ho imparato in casa e fuori, perché andavamo all'animale, andavamo a cogliere la livia, andavamo a scuzzolare a scuta i noci e la mandorli, e a parte da 15 anni ho cominciato a scrivere a Petro Ciavatti, che era il direttore di un montese, avevo 15 anni. Allora non è che veda. E non ho mai compio, anche là, ne so sempre a cercare le parole. E ne trovo sempre. Vi potete mica figurare. Ed è peccato che non avessimo mica oggi ciò che si chiama un dizionario generale di lingua corsa. Sapete quanti volumi, e grossi volumi, faccio un dizionario generale di lingua francese? 27 volumi, ma io di Larousse. E certe volte cercai una parola un po' storia, sortant de l'ordinaire. Andai alla libreria che era Boulevard Saint-Germain, che aveva tutta la collezione. Io la comprai e io cercai un volume che mi riguardava. Dunque siamo lontano dal dizionario generale. E allora i gadoresi sono peggio che noi tinti.
perché credono che noi siamo meglio, in una situazione meglio che ieri, perché ieri non insegna nemica la lingua. No più o meno, boh. Allora cercano di fare concorsi qui, qua, di poesia, di prosa, di racconti, di voli. Ma c'è tutta una massa di conoscenze della nostra cultura che non abbiamo più. Allora ci sono certi che li ferma qualcosa se tu si va a cercare, perché a memoria tenimenti, anche a memoria con mica a me, Certe volte mi rinvengono parole che sentivo di, che non ho mai ripreso io, ma che sentivo di a tinta di mamma. E allora io come facevo virologia, per me tutto era virologia. Una volta a sento di, o c'era quella mattina c'era un freddo, era di innaggio. A sento di c'è un frigito. Figlioletto un poco. Mamma mi era andata poco a scuola e un'amica ha fatto filologia. Frigito. Era latino. Antico. Non era manco più un latino di un Gaffiò, è un latino di Meillet, un libro che innanzi. Da lui era venuta a fare qui. Tu l'avevi intesa. Boh, l'ha tenuta a mente, ma dove era venuta questa cosa qui? Sa fare qui una resistenza maiù. La capacità, come di tanti qui tu chiami e rispondi, vedete? Di un po' una qualcosa, se è troppo tardi mi dite, perché io spaventosamente anche compio. Mi sfuggito. Ah, oui, allora, dunque, vediamo che questa capacità che di tanti, per un tu chiami e rispondi, non chiami e rispondi, c'è una struttura mentale, perché siamo formati con le strutture mentali. Pensiamo alle strutture mentali, vedete? Come quando voi vedete i pasticcerie, quelle cose che sono tonde, così. Dopo ciò che voi mettete dentro dipende da voi. Se voi mettete più sali, o più farina, o più zucchero. E Sant'Agostino, mi pare che non avevamo parlato l'altro giorno, Sant'Agostino è un coso miracoloso. Sant'Agostino era avregano, berbero. È campato da il quarto e il quinto secolo dopo Gesù Cristo. Dunque era un avregano. E allora aveva studi di retorica. Boh. Allora erano la gente che volevano scrivere, erano gli avvocati che sui tani soccorsi, uomini di legge. E allora amici, perché fortuna ne ha poco, hanno detto questo, cioè che tu continuessi a fare studi. E l'hanno mandato in Roma. E a quei tempi l'imperatore, che sia a corte, le parla, dice, ma c'è un professore di retorica che è qualcosa, cioè a farlo Grecia. E allora l'hanno nominato in Milano, che infatti a corte dell'imperatore era a Milano. E si avvicina a Ambrogio, che era vescovo. Ambrogio era stato un governatore dell'impero, ma si era convertito cristiano e la gente l'avevano eletto vescovo, perché tanto era così che si passava. Era un pubblico, una piazza pubblica che diceva qui sei un vescovo. Ah, vale.
e dunque va a senta che predicai a tutti i domenici o anche tutti i giorni, va a senta a Ambrogio e ferma miracolato, perché in materia di retorica Ambrogio li ne podia imparare tante più, ma ciò che là ho più impresso è un giorno che l'imperatrice che era nera, perché Ambrogio non voleva mica consentire qualcosa che da volia, ha fatto un cernià a basilica dei soldati e l'ha tenuto tutto il popolo e l'US che i preti sarà in dentro. E Agostino di Noiedo. E Uesco Ambrogio passava il tempo, che la gente erano arritti, stanno arritti tanto, non si impusano mica. E ha cominciato a farli cantare di Gian Latino, perché gente come Ambrogio avevano già composto i canti. E ha ritenuto il primo verso di un canto composto da Ambrogio che hanno cantato tanto, Deus Creator Omnium. 8 sillabi, incalcata a terza, a quinta, a settima, o soffio. O tempo. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui des temps. Les temps. Ambrogio era appassionato di cercare di sapere ciò che era il tempo, come si può definire il tempo. Il tempo la definisce tu il tempo. Diceva, se voi mi domandate, so ciò che è il tempo, diceva, ma se voi mi domandate di dirla, non so come spiegare ciò che è il tempo. Ed è qui che notiamo, che noi sappiamo, che l'ottosillabo è la nostra struttura mentale poetica. E qui è una struttura che si impara, qui si chiama e risponde, l'intesa da Chioghi, dopo crescendo, e a ci sono i giovani che cantano, chiama e rispondi. Boh, ci devono conoscere la lingua, perché ci può rispondere a certi che c'è una apposta di mettere una sostrofa, parole che i giovani forse non capiscono mica. Dunque vedete che è una struttura che sta quasi 2 millenni, da dove viene? In più la melodia ha fatto Uiru, perché ha fatto Uiru da Bisanzia a Alessandria. Vi detto un poco. Allora, oggi useremo un rino di lideratura corsa, in cui un grande numero di pubblicazioni all'anno. Possiamo considerare che noi siamo in una periodo di non riacquisto. Penso che non so mica se dicevo adoperare un nuovo riacquisto, penso che a seguito, a continuità, che bon, siete in su vilo qui, un vilo di riacquisto. Penso che deve fare qui, ma io una buona, ma allegro assai di sta fare qui, ma allegro assai. Qui sei veramente una buona. Qui a prova che l'università ha fatto diciamo, la sua faccenda. E soprattutto i giovani si ingustano a scrivere. Perché scrivere è un atto, diciamo, individuale, personale, ma è di no qualcosa di più, perché ho scritto, qui tu scrivi, parede, bon, vedi se debbe scritto, non c'è mica sbagli, ma è per qui d'altro.
sparta. La lingua si sparte. Lo scritto si sparte. È giù scritteio, ma è da te di no perché l'ha scritto con me. Perché abbiamo insieme la lingua che è nostra, che è comune. Abbiamo questa cultura che è comune. Figlioletti, oggi, il caso di suo popolo che i chinesi hanno deciso di sterminare, l'Uigur. Bon, non solamente come ciò che li facciano dal punto di vista di asocorporatura, ma di asocultura. Non devi venire a scuola scritta in cinese, la sua lingua mica. Allora, buongiorno, mi chiamo Alessandro Antonini e vi voglio interrogare nel vostro impegno in un collettivo antimafia di Massimo Sosini. Yeah. Dunque, come reacquisto avete adoprato a prosa e a letteratura per prima rivendicazioni culturali e anche politiche. Oggi vi impegnate in un collettivo antimafia. Pensate che a prosa e a letteratura possono avere lo stesso peso per lottare contro il male? E d'altronde avete qualche progetto di scrittura per denunciare questo fenomeno? Allora io dice radio che qualcosa di tutto fatto d'oggi che è presente. Bon, Massimo conoscevo bene. Ho partecipato a fare un regolarmente con Zio, con Giovan Santo Plasenzotti ed altri. Ha cominciato a 16 anni, dunque aveva partecipato a questa formazione politica. E ho capito subito che qui c'era un pensamento maggiore. Posto che in altri paesi europei e anche americani la mafia ha fatto nascere classi di trimenti. Per voi il soggetto di mafia può, tra virgolette, creare, inventare una vita letteraria e anche culturale corsa? Beh, penso che oggi ci va a fare cose nuove, come di vaccini in Sicilia, che siamo diciamo, in relazione con la Sicilia, Calabria, i Pugli, Napoli, eccetera. C'è giustamente figliolavo tempi fa in Sicilia che c'era in un paese solo, si era arrivato a attribuire una parte di IBE, un associo si era fatto attribuire una parte di IBE di mafiosi che erano stati condannati e era parte un grosso associo che era parte tutti i giorni per accogliere i giovani, l'educazione dei giovani, eccetera. E per questo che noi domandiamo chi IBE che danno preso, che si sono patroniti, che fossero adoperati da soci che sono consacrati all'aiuto delle persone, all'aiuto sociale, culturale. Questo è un affare fondamentale. E d'altronde la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto che era una buona cosa. Alors, perché qui dicono no, ma la loi française, ceci, cela. Tu parles della loi française, avvacini come di uomini. La legge francese, se d'applicare la legge e pigliare gli iberi che si sono patroniti, perché il visco sa, tutto è sorvegliato, non ve ne vedi. Allora, dicevo prima, io aiuterei poi dopo.
aiutare semplicemente quando ti hanno mandato da città a presidenza di su collettivo, bon, ha detto non è più di un uomo da mia età, ha 76 anni di a capo di queste cose qui, e ha detto ma c'è una cosa che voi avete ben in capo, non voglio mica sentire parlare di vendetta. Siamo intesi, gli ho detto. Siamo intesi. Allora, accetto. Forse per compiere una questione appena sempre in dello stesso soggetto, e gli ha da scrittura, aveva scritto a vita denne per una ragnata, ma tenne e un strappa. C'è sempre una pazzia tremenda che scuzzula il mondo, pazzia di vogo, pazzia di guerra, pazzia di sangue. Un'amicizia sterpa l'umanità. E vai all'umanità questa amicizia sempre arnuata e mai morta. Io ci vedo appena su me, stiamo parlando di strada, su me e con Freud, dentro il malaggio in da civilizzazione, siccome la violenza sarà sempre presente, e poi seguire la scrittura sarebbe una maniera a tempo di esce da un risentimento, ciò che va bene forse di dire, quando poi vendetta un evade, e forse di noi di costruire un'altra rappresentazione di ciò che noi siamo, che questo che ha tempo di una trasmissione e poi a tempo di costruire, soprattutto di beta vendetta, un'altra rappresentazione, perché possiamo pensare che il corso di Colomba e di dunque tutto questo vilo gusti, dunque la scrittura può essere di noi una rompidura di queste rappresentazioni gusti, e dunque una costruzione, una riconoscenza di un altro amore che abbiamo per noi stessi, in un'altra immagine che io sono da consento con voi, con tutto fatto, penso che la scrittura è incapacità di scongiurare, di una cosa, ma io che dico, capace di scongiurare questi affari qui. E ne sono persuaso, e Pasolini ne era persuaso. N'era persuaso. Gli diti a sua poesia, gli diti a suoi scritti, sapia che scrivendo, sapia che andai a morte, visto la società nello Stato italiano, nello Stato che era, la mafia era il più alto di un governo. Sapete, si parla di mafia quando tutti gli organismi ufficiali dello Stato, ben intesa, la polizia, la giustizia, dunque la magistratura, i procuratori, eccetera, a Ieja di Noieda. Andai in una libreria a librare, mi dai ogni tanto qualche libro un po' cubo. Sapeva che mi piaceva leggere certe cose un po' che escono dall'ordinario, ma io compro un libro, Les cardinaux mangent à la table des mafieux. Oh, madonna, io ho detto, sarà vero, sa fare qui. Bon, non ero mica nei centri, ma infine. E dai anni nome in più, dai nome di cardinale, un libro in italiano, e di mafiosi. Ma la scrittura, cioè scriviti. Parletti, più che voi potete, parletti. L'essere umano è qui chi parla, chi dice, chi scrivi, chi pinghi, chi faccia tutto ciò che... Sapete, ci sono, ogni tanto ricevo da un associo, sono artisti che pinghino con una nemica braccia, che talù un pennetto che si mettono in bocca e pinghino, ma vi dite, ma come? Non abbiamo anche i suoi membri e hanno questa capacità, perché resistono.
La scrittura è una resistenza, non smenticati mica. È una resistenza alla scrittura. Allora sicuro ne tombo a Pasolini e a Massimo o ad altri, ma sono regole di tombare a tutti. A tutti non può mica tombare. C'è un momento dato, sono pediti e la scrittura non pedisce. Perché la scrittura dice, rammenta, ricorda. Ma c'erano prima, quando il sangue era versato, c'erano situazioni chi a vendetta non era mica di lampare sangue, era una vendetta simbolica, dura, ma simbolica. Ce n'è stato una volta, un tempo, se no vi contato io, ma la mia famiglia è un coso che mi ha sempre, mi ha preso a fare qui, quando mamma la contaia. Perché mi dico, ma non sul popolo c'era tante possibilità e ci sono sempre tante possibilità. La avremo da perdere tutte queste possibilità che non avevamo. E a parlare anche un'altra parola, la possibilità, sul genio. È un genio. Il popolo corso ha un genio, come diceva un amuno, castizzo, sputtico. Vedete un genio, saprà da poco questa parola qui, ma sa fare qui un genio, perché è qualcosa che viene da O. E non c'è capito che un po', io non posso mica adoprare il suo genio, non posso praticare con me, o non può praticare con solo. Ma è la contribuzione di tutti questi geni che crea una comunanza. E la comunanza è resistenza. Ringraziabile, Renato Cotti, penso che abbiamo passato 2 ore belle. Questa invitazione a venire dunque a parlare di scrivite. Dunque, penso che c'è una chiusura per una stonda e penso che ma continua dunque ribiamo merci e forse un genio è qui e la possibilità so qui in da sala. Avete un genio, avete una cultura, avete una lingua, avete tutto.